Bene, eccoci qua anche oggi, continuiamo a parlare di pesca, di prodotti ittici. Lo abbiamo fatto qualche giorno fa con Luigi Solimini, l'assessore di riferimento alla provincia di Venezia. Lo facciamo oggi con Giuseppe Chiaia, che è il direttore del GRAL. GRAL è la società che sta per gestione risorse alieutiche lagunari, vale a dire è l'ente deputato alla gestione delle risorse ittiche della laguna di Venezia. In qualche maniera, mi dica se sbaglio, la laguna di Venezia, una parte della laguna di Venezia sarà deputata alla produzione di prodotti ittici tipici. Questo garantirà reddito ai produttori, garantirà salubrità a noi consumatori, quindi è una cosa importante. In qualche maniera, insomma, la laguna viene vista un po' come la campagna, viene divisa in lotti produttivi. Possiamo azzardare questa immagine? No, è un'immagine perfetta. Diciamo che magari il nostro obiettivo è un po' ambizioso. E noi tutti sanno, insomma, le notizie di stampa sono quasi quotidiane e la TV se ne interessa. Diciamo, lo sfruttamento, il fatto che in Laguna di Venezia, in particolare la vongola filippina, il Tapes filippino, sia stato immesso, ha trovato un ambiente splendido per la propria biologia, si sia riprodotto e che poi questo abbia comportato la corsa all'oro bianco, all'oro nero della vongola nella Laguna di Venezia, richiede adesso invece la necessità di fare una cosa ordinata. Ecco, in questa cosa ordinata è un po' quella che dice lei Stelluto, cioè passare da una raccolta dove sia, come capita, a una fase di allevamento, quindi l'assegnazione alle cooperative di singoli lotti di terra per poterli seminare e poi raccogliere. La Laguna di Venezia da questo punto di vista è abbondante, la miglior laguna, fa il 40% della produzione nazionale. Si tratta di cambiare mentalità. Diciamo, il passaggio di CL dell'assegnazione dei lotti è avvenuto in 5.000 anni. Ecco, noi vorremmo farlo in 5 anni, diciamo, speriamo di poterci riuscire, non abbiamo molti aiuti in questo, c'è la buona volontà di una buona parte della marineria per farlo. Ecco, diciamo che l'avvio non è stato dei più facili, anche proprio in termini di comunicazione con i pescatori. Oggi le cose sono migliorate. Sono come diciamo, seguono l'andamento della marea, se ore cala e se ore cresce, dicono a Venezia. E lo stesso del resto, diciamo, si era abituati a redditi altissimi, era proprio una vera corsa all'oro, dopodiché l'oro è in fase di diminuzione, la risorsa sta calando, i prezzi, e questo è il problema più dolente sul mercato, sono molto bassi, sono attorno, questo lo dico perché ci guardano molti consumatori, il pescatore per ora guadagna di 2 euro, 2,40 euro al chilo. Sul banco il prodotto vongola verace si trova a almeno 9-10 euro, diciamo. Quindi è molto più forte la forbice rispetto ai prodotti agricoli. Scusi, la domanda sorge spontanea: chi ci guadagna allora? Perché gli agricoltori parlano sempre di filiera lunga, in questo caso non sembra tanto lunga, si pensa sempre al pescatore che consegna il prodotto al banco. No, allora la vongola verace, la filiera è più corta di quella agricola, perché il prodotto per legge e anche per la nostra salute va consumato vivo, non fresco, vivo, cioè la vongola per andare sul piatto in regola deve essere viva. Lo si può vedere quando la si mette nel lavandino, sconsiglio di farlo perché perde gusto, si mette nel lavandino e spruzza, in quel caso dai sifoni, e in quel caso la vongola è viva. Ecco, c'è il passaggio della depurazione comunque, che è quello che assicura la non contaminazione biologica del prodotto, quindi eventuali coliformi, salmonelle, cioè, nella fase di depurazione si disperdono, è una fase necessaria che avviene con tecnologie moderne, che dura fino a un giorno, anche meno, e dopodiché il prodotto va sul mercato, grande distribuzione o un altro passaggio di grossista. Chi ci guadagna ancora non è chiarissimo, a mio avviso, come anche denunciano gli agricoltori nel loro settore, ci guadagna l'ultimo della catena, diciamo, ecco, la distribuzione, in particolare la grande distribuzione, in questo pare di poter governare i prezzi del mercato. Ecco, in questo la tipicità dovrebbe essere un'arma vincente, o almeno forse l'unica arma vincente, perché il problema, almeno degli agricoltori, che penso sia pari pari riportabile anche nella pesca, è che la grande distribuzione ha un potere contrattuale decisamente superiore, nel senso che se non compra qua compra da un'altra parte, però proprio così. Se la qualità non è la stessa... È proprio così, il mezzo migliore per difendere la produzione è quella di renderla riconoscibile agli occhi del consumatore, quindi dargli dei contenuti di qualità, sanità e anche ambientali notevoli, diciamo.
È una strada lunga, perché non nascondiamocelo, una parte della produzione sfugge ancora al mercato trasparente, però c'è una ampia parte, e i parametri di tutti i tipi, quelli di qualità ce lo dicono, che assicura un prodotto sulle tavole di ottima qualità. Il problema è distinguerlo. E distinguerlo vuol dire costruire una cosiddetta tracciabilità, un sistema di tracciabilità che dal seme, non dalla vongola in acqua, dal seme, quindi 2 anni prima di essere mangiata la vongola, dal seme arrivi poi al piatto sapendo passo per passo cosa è successo di quella vongola. Oggi però non siamo ancora arrivati alla fase della possibilità di individuare un marchio di qualità per la vongola lagunare. No, ritengo ci stiamo lavorando, abbiamo presentato un progetto da alcune milioni di euro al Ministero, un progetto innovativo che prevede un brevetto su una filiera europea che si chiama Industria 2015, insieme all'Università di Venezia, insieme a aziende del settore, insieme a altre aziende esperte di tracciabilità a livello nazionale. È un grosso progetto che speriamo che venga accolto per l'importanza che la vongola ha non solo per la Venezia ma per tutto il Veneto e per l'Alto Adriatico, che prevede delle tecnologie innovative. La tracciabilità genetica, cioè l'indagine genetica sulla vongola, dal DNA di quella vongola si può capire come è vissuta, dove è vissuta e da dove viene, fino ad arrivare al controllo del territorio tramite le tecnologie avanzate, il radar, il GPS avanzate una volta, ormai ce l'abbiamo tutti in macchina, pensiamo di metterle anche sulle barche dei pescatori, fino ad arrivare alla stampa, una volta finita la pesca, automatica di un'etichetta, diciamo, che poi il consumatore via internet può verificare, che è la carta d'identità del lotto di vongola, dei 5 kg di vongola che stanno nel sacco, o nel mezzo chilo di vongola che sta nel sacco del pescivendolo. Ecco, lei ha parlato di un progetto da milioni di euro, che significa miliardi di vecchie lire. Sì. Ecco, ma il gioco vale la candela, intendo dire, qual è la potenzialità di mercato della vongola veneziana e qual è l'ambito di mercato? Ma direi 2 cose, vale la candela per 2 motivi. Il primo perché si applica alla vongola, ma si può applicare a tutto quello che sta in acqua in maniera fissa, diciamo così, quindi a tutti i mitili e per certi versi anche a tutti i molluschi e i mitili. Quindi non solo quelli della laguna di Venezia. Non solo quelli della laguna di Venezia, può essere applicato in tutto il mondo, anche direi, il progetto reggerebbe anche almeno a livello di normativa europea. Il secondo perché, come giustamente ricordava, il giro d'affari della vongola è un giro d'affari purtroppo in diminuzione, ma insomma che negli anni migliori, e speriamo di tornarci, fra il diretto e l'indiretto si aggira attorno a 100, 150, 200 milioni di euro all'anno, solo per la laguna di Venezia, esteso all'Alto Adriatico. Per la vongola si produce quasi esclusivamente nell'Alto Adriatico, insomma raddoppiamo queste cifre, insomma. Parliamo di migliaia di persone che lavorano e che poche altre alternative di lavoro potrebbero avere se non allevare la vongola. Ecco, vongola a parte, pur essendo il prodotto di riferimento, la laguna cosa produce anche da questo punto di vista? I fasolari? Allora, i fasolari... il primo nome che mi viene in mente. Il fasolare è molto bello da vedere quando uno se lo ricorda, purtroppo non viene mangiato moltissimo, è molto buono, è solo per affezionati, cresce in acque molto pulite, sabbiose, a 10 miglia dalla costa, quindi in mare. Diciamo che stiamo assistendo anche nella laguna di Venezia a un cambiamento delle specie presenti. Si trovano i lupini, che sarebbero le vongole di mare, la Camelea gallina, si trovano molto buone, direi, le mie preferite, ma insomma questo interessa poco al telespettatore, le capelunghe. Vabbè, quando il cuoco dice che le sue cose sono buone, sembra una garanzia. Sì, le capelunghe, devo dire, da questo punto di vista non hanno nessun tipo di problema di carattere ambientale, crescono nelle acque, anzi nelle sabbie, diciamo, migliori della laguna di Venezia. Cominciano a vedersi anche tartufi. Il tentativo, non in questa fase di pressione del mercato, però sarebbe quella anche di concentrarsi sul finissaggio dell'ostrica. L'avete riportato credo anche voi. Le notizie stampa dicono che le ostriche dove vivono normalmente in Normandia e Bretagna stanno rimanendo piccole, non crescono. Una volta quelle ostriche piccole venivano portate a finire, cioè a diventare più belle, più grandi, più buone in laguna di Venezia. Questa sì, era perché c'è molto, come si dice tecnicamente, apporto trofico, cioè c'è molto da mangiare. Cioè tradizionalmente succedeva questo? Una ventina di anni fa succedeva. Adesso, diciamo, per questioni di carattere principalmente economico non c'è più l'interesse a fare questo, ci costano i trasporti eccetera.
L'allevamento delle ostriche laguna potrebbe essere un'alternativa, qualcuno l'ha tentato, però sostanzialmente finché la vongola tiene, diciamo, fa piazza pulita del resto dal punto di vista dell'interesse del produttore. Del resto, come dargli torto, il prodotto è di per sé buono, si tratta di farlo riconoscere come tale sul mercato e anche, direi, se mi consentite, renderlo eticamente corretto, diciamo, ecco, perché sotto la vongola, diciamo, negli anni passati stava un'economia sommersa, fatta di brutte storie, diciamo, in parte ci siamo anche oggi, adesso, anche di cronaca. Ecco, di cronaca anche nera, diciamo, soprattutto, e adesso, diciamo, chi produce la vongola è uno che lavora, insomma, è uno che sta sul mercato, che si preoccupa di quanto gli costerà la semina, di quanto lo venderà fra un anno, di fare gli accordi commerciali. Insomma, abbiamo dato dignità, credo, a 500 persone che prima, dal punto di vista sociale, facevano attività, diciamo, che magari in televisione è meglio non ripetere. Grazie anche per la chiarezza a Giuseppe Chiaia, che ricorda essere il direttore del GRAL, l'ente di gestione risorse alieutiche lagunari, vale a dire, appunto, come abbiamo sentito, i prodotti ittici della nostra laguna, vongole filippine E non in primo luogo. E non solo. Grazie, alla prossima. Grazie. Benvenuti alle pillole di TGR Approfondimenti, 4 minuti con Giuseppe Chiaia, che è il direttore del GRAL, l'ente di gestione risorse alieutiche lagunari, vale a dire l'ente che gestisce la pesca e la produzione di prodotti ittici nella laguna di Venezia. Con lui parleremo soprattutto domani di quello che è il mercato, di quali sono le prospettive per quanto riguarda un importante settore dell'economia veneziana. Fra l'altro Giuseppe Chiaia è persona, devo dire, che parla anche con molta chiarezza, e per quello che riguarda i prodotti lagunari, vongole a parte, gli altri, le capesante o le vongole autoctone, ecco, voglio dire, sono al limite di mercato o hanno ancora possibilità di crescita? Ma io credo che il fatto che il consumatore apprezzi prodotti qualitativamente notevoli, direi, e anche se è disposto magari in questa fase, anche direi, almeno gli appassionati di pesce, il pesce o si ama o si odia, diciamo, non si mangia così quotidianamente, e quindi gli appassionati di pesce sono disposti a spendere qualcosa in più per mangiare quello che diceva un po' lei, cioè la vongola decussatus, che è una vongola un po' diversa, che si riconosce perché ha i sifoni allargati anziché stretti rispetto alla vongola filippina, o la cappalunga, o si cominciano a vedere in laguna anche tartufi e altre specie che però di interesse produttivo sono poche, molto spesso per sono gli appassionati stessi che se le vanno a raccogliere, diciamo. Quindi tutti i molluschi migliori, diciamo, tranne i fasolari e anche, se vogliamo, i tartufi, si trovano anche nella laguna di Venezia. Ecco, ma hanno possibilità di crescita di mercato? Ma io credo che in questa fase bisogna un po' ingegnarsi, per cui, siccome sono prodotti molto apprezzati sul mercato, varrebbe la pena uscire dalla cosiddetta monocultura della vongola per arrivare invece a creare, per esempio, una filiera delle ostriche, che le nostre ostriche, diciamo, erano apprezzatissime, diciamo, sul mercato. Citavo qualche ora fa il fatto che i francesi una volta le portavano qua a migliorarle, diciamo, e poi le portavano in Francia a vendere. Adesso questa cosa non si fa più, ma le ostriche da noi ci sono, chi frequenta la laguna lo sa, insomma. Nel pesce si dice, forse anche così un po' per moda, che se uno vuole mangiare il buon pesce deve andare a Milano, nel senso che viene pescato e portato là di corsa. Per quanto riguarda i prodotti tipo le vongole è lo stesso, cioè... Allora, il prodotto vongola, sì, Milano è il più grande mercato del pesce d'Italia, si trova in effetti il pesce migliore. Per la vongola è un po' diverso, nel senso, siccome la vongola, come gli altri molluschi, vanno consumati vivi,
non freschi ma vivi, lo ripeto, e devono avere una filiera corta, quindi il pescatore lo pesca, mezz'ora dopo è al centro di depurazione per fare l'attività così se serve di pulizia, va direttamente sul camion frigo per trovarlo sulle tavole. Insomma, più di 3 giorni, 4, la vongola non riesce a sopravvivere, dipende come la si conserva, le condizioni ambientali. Siccome purtroppo si sono letti, si continuano a leggere notizie di sequestri, di prodotti abusivi e soprattutto che fanno male alla salute, c'è un modo per cui uno sul mercato del pesce possa capire se una vongola è buona o no? C'è qualcosa da guardare, ecco. Ancora oggi no, se non l'etichetta, l'unica etichetta che c'è, che è quella del depuratore, diciamo, di chi commercializza la vongola. Ce ne sono di diversi tipi. Devo dire che poi la vongola del depuratore veneziano può provenire da Goro come da Rovigo, soprattutto per fortuna da Venezia, è un prodotto un po' uniforme su tutto il nord, su tutto l'Alto Adriatico. Noi stiamo cercando come società di arrivare a questa riconoscibilità di un prodotto eticamente, ambientalmente e sanitariamente certificato. E se lo chiedo, il gestore del banco del pesce è obbligato a dirmi chi è il depuratore? Assolutamente sì, c'è in quella fascetta che si vede sulla retina del prodotto e alle volte c'è anche un foglietto interno. Noi vogliamo arrivare invece a un'etichetta elettronica leggibile tramite internet col nome e cognome della singola vongola, diciamo, del chilo di vongola che costituisce la tracciabilità. La cosiddetta famosa tracciabilità. Grazie a Giuseppe Chiaia, direttore del GRAL, gestione risorse alieutiche lagunari. Domani ancora con noi alle 7:15 e alle 8 per ulteriori consigli e informazioni su quella che è una grande ricchezza della laguna di Venezia, appunto i prodotti ittici. Grazie a voi.